Buonasera a tutti, visti TV, tenore de oie, die 20 kimbe, de su mese de Lampatar, dua missa e 20 kimbe. Bene, siamo tornati in onda, oie puro, da essa sede di via Salvemini, visti TV, e da questa idea ispantosa vizi. Bene, cominciamo diretto a dare una crattedda su quello che è a Salida, come si presenta, sta più o meno schia Iris, uguale, insomma, la fotografia è bella che precisa, eccola qua. E quindi andiamo ad innanzi chi su Zaravallo, Zaravallo oggi non è andata sole prenotato a 10, 30 gradi temperatura massima, 21 gradi temperatura minima. Poi Crasa, Iovia, 36 gradi temperatura massima, 21 gradi minima, sole pleno tutto radie. Bene, queremos cominciare che nuova sportiva, che mi sono arrivata da Barcellona in un bebbata una rappresentanza di Chiesa che è estinto questa rappresentanza sarda chi accanto pare che in Barcellona in questo campionato di Barcellona rappresentano l'Italia e bisogna under 10, under 15 insomma come potrà chiudere ecco qualche squadra e qui no che bestia per esempio in questa fotografia spintato pure un nepote mio Donello che è citato e poi Castelli imbattuto tra i pali, il più bel gol della giornata lo segna Donello che in tuffo di testa mette la palla all'incrocio, la Under 10 Magic Sardegna guidata da mister Pittorro, guida la classifica del girone eliminatorio dopo 2 vittorie odierne, una delle quali ottenuta con largo margine ai danni dei moldavi. Barcellona Coppa Catalogna 2025, ma i dimos puro che hanno entrato trionfantes, no, un attimino noi scusto il video, la rappresentanza, eccola qua, che intanto da bandiera sarda e sventolante, questa è una che batta bisogno sul vizzicheso, bisogno che appunto sia rappresentativa sarda, bene, ne salutato, no, audio forse non vedo, eccolo qua. Internet, il cronista che appunto la saluta, ecco, raggiunge la squadra che già amplicate in posizione. And the next team entering the stadium to the Coppa Catalunya 2025. We welcome from Scotland, Riverside ecco FC! Qua. Poi ne vediamo quello carcattero del video. Ecco qua, Custateri, no, che bessi squadra under 15. Ecco qua che si sono allenando appunto da entrare in campo, io che pure ben nata a Bistichese, come il nome tanto non me lo sammento. Ecco, la squadra fotografata firma, e no che sono pronto a fare a giocare e no che pure insomma hanno vinto qualche partita come noi normalmente locale. Abbiamo scaricato la videata, ecco tutte le giornali di videolina. Un attimo. Calcio e ci sono anche diverse. E dalla Sardegna sino a Barcellona dove parte la Coppa Catalunya, una sorta di mondiale giovanile di calcio, e ci sono anche diverse rappresentanze della Sardegna. Silvio Ru. 100 squadre, 35 nazioni rappresentate da tutto il mondo, le più lontane Stati Uniti, Venezuela, India. In altre parole, la Coppa Catalunya è il mondiale del calcio giovanile che si svolge alle porte di Barcellona. Come si è visto nella cerimonia di apertura, l'Italia è ben rappresentata e la Sardegna schiera squadre di giovanissimi con base al sud e in Gallura. In particolare, il NAG, acronimo di Nuova Accademia Giovani Calciatori Sardegna, ha selezionato i migliori giocatori sardi per confrontarsi con il gota del calcio emergente del pianeta. Per i più piccoli è una grande emozione. Penso che sia un'emozione fortissima perché si confrontano con squadre provenienti da tutto il mondo. Questo è E dalla Sardegna sino a Barcellona dove parte la Coppa Catalunya, una sorta di
battono un pacco di tutto, poi carcate la fotografia, forse va bene come se mai bollas pubblico a banna. Andiamo da innanzi schisa novas e cominciamo in ordine non cronologico, ma in ordine come sono caricate, sul battolo del Triula, lo avesse 20 Kimbe, il cielo degli antichi, archeoastronomia della Sardegna preistorica, dalle ore 20 a 30 presso il sito archeologico romanzeso a cura dell'associazione Impronte di Storia, relatori Alessandro Asseni e Sandro Garau. Osservazione del cielo con i telescopi con l'Associazione Astronomica Nuorese, evento realizzato con il contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora, programma 20 a 30, conferenza Il cielo degli antichi, 21 a 30, osservazione ai telescopi, racconti tra miti e astronomia. Ingresso libero, info e prenotazioni al telefono 333 321 3 46. E va bene, andiamo da innanzi e vamos a Rauchina de Santo Giovanni hasta essere stasera a 7:30 più o meno in Piazza de San Selu in bici, sto toccando convitato, però stasera spero a 8:30 a Costumenes, presentazione del libro Costumenes, esibizione con Montalbo di Siniscola, Vitti, Piazzetta Pitalisi e mercoledì 20 Kimbe dell'Ampatas a 8:30. E a Bana intervennere Mario Sanna, Giuliana Pittalis, Angelo Cano, Gianfranco Migliorisi, Antonello Carfedda. Praticamente bisogna che lo costume nel de vizi, lo de, lugola, onania, orune, usidda, posada, siniscola, torpe. Non posso dire fare, allora, che ne... torpe, va bene, 20 e 30. Quindi andiamo da innanzi, poi torniamo all'elenco che io chiedo, ecco qua, che abbiamo Sauchine Santo Giovanni l'abbiamo già nato, poi vamos la festa di Santa Lucia sul 29 dell'Ampatas, e beh, sabato 28 San Benese Cordana, domenica 29 missa e pranzo. La missa è a mezzodì, su pranzo a 1 de ortaidie. Poi andiamo da innanzi, abbiamo la presentazione sul libro Prigioniero del mio nome, che è un libro di Riccardo Devoto e Michele Tatti, in collaborazione con le parrocchie di San Giorgio e del Santissimo Salvatore, presentano il libro Riccardo Devoto e Michele Tatti. Introduce Don Totò Cossu, coordina Marilena Brunesu, dialogheranno con gli autori Diego Carro e Don Francesco Mariani. Venerdì 27 giugno 2025, ore 19, Salone Parrocchiale, Corso Vittorio Veneto, non manchettasa. Atte la scosa regalo Einstein Telescope in ascolto dell'universo dal 12 luglio al 21 settembre 2025, il Sumac de Luvula. Poi vamos a Parillas in Luvula, Ruchimbe de Triulas, programma a Saldeche Mesa de Manzano, Salone Moredu, dibattito su Caddu in Sistoria Sarda e Sal Valentias a Caddu in Sardegna, poi a Saschimbe del Zero, Pariglias in Santo Nicola e a Sicchide, Chena comunitaria e ballo da sonette. Bisemo, tutte queste belle cose sono programmate per questa diese. Bene, andiamo sul giornale come di Munite Bazza de Novo, artigiani in via di estinzione, del vero, non si stava col mastro di muro, gli operatori mancano, muratori, idraulici, imprese e altri tipi di imprese artigiane, che sono tutto cantasa in a rischio di sparire. Le imprese artigiane di città lanciano un grido d'allarme, mancano lavoratori, non c'è ricambio generazionale e le scuole di specializzazione sono quasi assenti. Il quadro preoccupante è emerso dall'assemblea
elettiva del CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccola Media Impresa, svolto il sabato nei giardini di Casa Ruiu a Nuoro. Una partecipazione record di imprenditori, sono quasi 1000 le aziende associate, ha fatto da cornice ad un confronto acceso ma costruttivo. A dare il via ai lavori è stato il presidente uscente Patrizio Mughetti, poi riconfermato alla guida dell'associazione. Dai tanti interventi è emersa con chiarezza una realtà comune. Le imprese faticano a trovare manodopera, in particolare qualificata, e la trasmissione dei mestieri da una generazione all'altra è ormai diventata una eccezione. Veramente da si preoccupare. Sempre ASL, nominati i nuovi vertici. Bitti direttore sanitario, Raspizzu amministrativo e Deiana socio sanitario. Nuoro, cioè nuove nomine alla ASL nuorese. Sono i nuovi direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociosanitari, che affiancheranno il commissario straordinario Angelo Zuccarelli nel suo mandato. A ricoprire la carica di direttore sanitario sarà un volto conosciuto e stimato dai nuoresi, e non solo, il dottor Pier Paolo Bitti, classe 1957, fino all'anno scorso direttore di una storica eccellenza della sanità nuorese, la struttura complessa di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale San Francesco di Nuoro. E poi bisogna sposare, lo schiamo nominato incaricato. Andiamo da innantesi e colamos a Simbeniente di nuovo. Allora, addio Carrefour, i possibili scenari nell'isola a rischio 400 lavoratori, cioè Bata Supermarket che sono tancati. Il colosso francese ha i conti in rosso, si parla della chiusura dei grandi punti vendita. Ardau de Saville, nata siamo preoccupati, sembra ripetersi la crisi che mise fine ad Auchan, cioè Auchan puro varietà assolutamente intoccabile, e invece scusate dei francesi numatessi e vi nascosto Carrefour che in questo nome è un pacchetto mezzano e sta appunto a tancare. Il futuro sono i negozi di prossimità. La tendenza delle famiglie è chiara, si compra meno ma più spesso. Il futuro è questo, supermercati più piccoli, più vicini e spese sempre più consapevoli e intelligenti, senza alcuno spazio per gli sprechi. Un discorso che vale per i quartieri cittadini, ma anche per i piccoli centri. Questa è la strada indicata dagli addetti ai lavori e a dirlo alla Nuova Sardegna sono stati alcuni dei maggiori protagonisti del mondo del commercio e della grande distribuzione organizzata nell'isola. Giusto pochi giorni fa, per dirla con Gian Giacomo Ibba, amministratore delegato di CRAI Secom e presidente di Fratelli Ibba, è più semplice e giusto portare le merci nei paesi che le persone negli ipermercati cittadini. Ormai la tendenza è chiara, le famiglie sono meno numerose e l'età media della popolazione è sempre più alta. Sono fattori di incertezza, spiega Ibba, che producono un aumento degli atti d'acquisto ma un calo dei volumi, e cioè famiglia minore, addirittura pacos anzianos, che de certo non si incanano a su supermarket, ma a sa buteca. Decadenza Todde, nuovo ricorso in arrivo. La giunta regionale nelle prossime ore delibererà l'atto formale. La consulta si pronuncerà solo in autunno. Decadenza Todde, quasi certamente slitterà l'udienza della Corte Costituzionale prevista per il 9 luglio prossimo, che doveva affrontare il ricorso presentato dalla Presidente. Si tratta di quello definito
a febbraio, dopo l'ordinanza ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale che aveva trasmesso il provvedimento per quanto di sua competenza al Presidente del Consiglio regionale. Lo scorso 12 giugno il Consiglio aveva votato una seconda mozione riferita in questo caso alla sentenza del Tribunale Civile che aveva respinto il ricorso della Todde. La mozione, votata a tarda sera dalla sola maggioranza, aveva provocato le proteste delle opposizioni, pur a conoscenza del testo. Queste non si erano opposte alla sua votazione in aula, arrivata solo attraverso un articolo del regolamento del Consiglio regionale che prevede l'unanimità di tutti i capogruppi, però appunto va bene, gli darà permesso. E comunque este una flebbo dopo Satera, cioè che aggiungere flebbo dopo la mantennere via. Todde ci ribelleremo, i testi in cui ci ribelleremo a suo provvedimento che praticamente hanno fatto mancare in area soscomunere e polemica sui ritardi dei trasferimenti ministeriali. La minoranza narra propaganda, manca l'1,68 delle risorse, 1,68% delle risorse. Il caso del Fondo di Solidarietà Comunale 2025 si trasforma in un nuovo terreno di scontro tra la Presidente della Regione Alessandra Todde e le opposizioni, dopo la comunicazione del Ministero dell'Interno sull'impossibilità di erogare l'intero saldo della prima rata del fondo per mancanza di liquidità statale, è scattata la reazione durissima della Presidente. Bloccare i trasferimenti dei fondi significa fermare scuole, strade, servizi sociali, mense scolastiche, significa colpire la quotidianità delle cittadine e dei cittadini, soprattutto nelle aree più fragili, ha dichiarato Todde. Se il governo ha difficoltà di cassa, lo dica chiaramente e cambi le priorità di spesa, ma non scarichi sulle autonomie locali il peso di una gestione incerta e opaca delle risorse pubbliche. Ha aggiunto: noi saremo a fianco dei comuni e li supporteremo con ogni mezzo disponibile, ma non è accettabile scaricare queste spese solo sulla regione. Ci ribelleremo a questa ennesima ingiunzione. Parole forti che hanno subito acceso la miccia delle opposizioni. La Presidente Todde non posso rispondere, Bacchini. Lo lascio suonare. Allora, la Presidente Todde inciampa ancora nella sua stessa propaganda, ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Dario Giagoni. Parla di un presunto blocco del Fondo di Solidarietà Comunale, ma la realtà confermata dal Ministero è ben diversa. Oltre il 64% della prima rata è già stato erogato il 27 maggio, un'ulteriore quota è stata girata subito dopo e resta solo l'1,68% residuo che sarà liquidato a brevissimo. Per Giagoni il problema non è a Roma ma a Cagliari. La giunta Todde ha impiegato 1 anno e mezzo per approvare la finanziaria, paralizzando i comuni per 4 mesi con l'esercizio provvisorio. Se oggi gli enti locali sono in affanno è colpa sua, altro che governo cattivo. Sulla stessa linea Forza Italia, che definisce la posizione della Presidente propaganda allarmistica e infondata. La verità è certificata dai fatti. Il 27 maggio sono stati trasferiti quasi 4 miliardi, pari al 59% del totale, a cui si aggiungono altri 234 miliardi già in fase di acquisizione, per un'erogazione totale del 64,32%. Mancano solo 71 milioni, cioè l'1,68% che sarà versato a brevissimo
afferma il capogruppo azzurro. Siamo di fronte ad un'azione amministrativa puntuale, coerente, che tiene conto anche nella complessità dei progetti del PNR, cioè vai circa tu e a chi è credere, in occhio non giucane, che pilastro in sporta. Decadenza Todde, pronto l'appello, forse oggi il deposito. Scade venerdì il termine per contestare la sentenza dei giudici di primo grado che hanno praticamente escluso il ricorso. È quindi un altro ricorso presentato. Merci mazzata da 50 milioni di euro. Trasporti marittimi più cari. La giunta faccia valere il principio di insularità, cioè che è successo? Non sa che impaccare lo scosto della CO2, tienite messa da esso al trasporto marittimo, specialmente l'allarme scarichi sulle aziende dell'isola i costi delle emissioni di CO2, cioè posso fatto che in occasione naves arrivano a usare il combustibile di idrocarburo. Il continente invece trasportano tramite treno e quindi è elettrico, però questo elettrico è ma stesso generato generando CO2, però siccome questa tassa dessa CO2 dessa nave, cosa la nave poi la distribuisce in zupa dessa merce e quindi di fatto la paghiamo noi. E che non verso Michele, la direttiva UE sulla riduzione dei gas serra si è tradotta in una nuova mazzata per le imprese sarde. Il problema è che stanno ricadendo tutti sul mondo produttivo. I costi dei certificati verdi con i quali le compagnie di navigazione si assicurano la possibilità di emettere CO2. La valutazione l'ha fatta ieri il Consiglio regionale Alberto Urpi, che ha stimato in 50 milioni i maggiori costi per le aziende dell'isola, già scaricati con i primi rincari dei biglietti arrivati a inizio anno. I rincari. L'esponente di Sardegna 2020 ha così chiesto alla Giunta se siano previste iniziative per far valere il principio di insularità. Ha risposto Barbara Manca, il problema, ha detto l'assessore ai trasporti, era noto anche nella precedente legislatura, ma nulla è stato fatto e nulla è stato fatto e nulla a Chimus, insomma. Come funziona? ETS è l'acronimo di Emission Trading System, il sistema di scambio dei gas serra. La direttiva del 2003 con l'ultimo ritocco datato 2018 con il meccanismo che ha un meccanismo preciso. Le quote di CO2 da emettere vanno comprate, ma una volta superata la soglia per continuare a scaricare gas serra nell'aria scatta l'obbligo di acquistare i certificati verdi dalle imprese che non li hanno utilizzati perché magari hanno investito in tecnologie più pulite. Agli albori dell'ETS la regolamentazione delle emissioni riguardava solo le aziende ad alta intensità energetica come la siderurgia. Poi l'estensione a più settori produttivi a partire dal gennaio 2024 e quindi vi rientra pure lo trasporto. Fondi ai comuni, guerra totale, Todde tutto fermo, Cappellacci non pagato l'1,68%. E quindi esuresto su in aria e non sta nata a finire e saremo visto fino al numero e non si comprende. Poi te devo dire cosa se ne ha una propaganda politica. Allora, dermatite bovina, controlli ed analisi in mezza Sardegna, caccia all'insetto vettore del virus, pare che era deve essere cercato, esami sulle trappole della lingua blu. Il referto sul caso sospetto di dermatite dei bovini non è ancora arrivato, ma il sintomo dell'animale di un allevamento di rotelli dove è stato prelevato il campione di sangue e croste non lasciano ben sperare. Dopo il test all'Istituto Zooprofilattico di Sassari, le provette passano all'Istituto di Teramo per la conferma e intanto un terzo campione è all'esame.
a 5 giorni dalla conferma del primo caso nazionale della malattia in un allevamento di Orani. Cavolo, non solo i bovini, bensì tutto il patrimonio zootecnico è stato bloccato con lo stop delle movimentazioni e dell'export e verosimilmente pure della macellazione. E infatti no, che battono un povero allevatore, dovevo vendere i vitelli, ora non posso fare nulla, è un colpo pesantissimo. La Premier, arriviamo alla politica internazionale, la Premier con Trump e la NATO, cioè Meloni si intende. Se vuoi la pace per fare la guerra, torniamo alla sua punta, a suonato romano. Il discorso a Palazzo Madama, il caos mondiale è crescente. Il ciclone Ted Donald oggi al vertice dell'Aia. Putin spera nella rottura. I diplomatici pensano che lo sconto alla Spagna sul 5% irriti la Casa Bianca. E cioè Trump arriva al vertice NATO e ora si scoprirà se mesi di preparativi per evitare il psicodramma daranno i loro frutti. Le prime indicazioni non sono rassicuranti. Ted Donald pare aver scoperto che la Spagna ha ottenuto un trattamento speciale sul target del 5%. C'è un problema con Madrid e non è d'accordo, il che è molto ingiusto nei confronti degli altri alleati, ha detto a bordo dell'Air Force One. L'intesa negoziata dal segretario generale Mark Rutte, insomma, sarà un capolavoro diplomatico, ma sarà inutile se il presidente USA la straccerà. Cioè, praticamente, se deve concludere questo accordo, ma a quanto pare che Trump potete che non piaghereggio. A Putin, Zelensky, Macron assicura nuovi aerei. Zelensky teme di essere scaricato e chiede aiuto agli amici europei. Vladimir Putin non si fermerà e sta preparando operazioni contro i paesi europei senza la mimetica di ordinanza, ma in completo blu scuro in stile marina. Volodymyr Zelensky è tornato nel cuore dell'Europa in uno dei suoi momenti più difficili. La guerra tra Israele e Iran ha inevitabilmente offuscato quello che qualche mese fa sarebbe stato il piatto forte del summit NATO, la guerra in Ucraina. Donald Trump vuole chiudere in fretta la chimica con l'ex comico non è buona e così Zelensky all'Aia conta sugli amici europei. Il segretario della NATO Mark Rutte ha fatto in modo che venisse invitato alla cena di gala offerta dai reali d'Olanda, mentre oggi ci sarà un incontro con i leader delle 5. Europeo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Polonia. Abbiamo valutato la possibilità di espandere la nostra flotta aerea con ulteriori velivoli Mirage, nonché la produzione e l'investimento in droni intercettori, ha scritto ieri sera su X Zelensky dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Andiamo da innanzi, l'ultimo 2:09, siamo già a 29 minuti. Trump impone la tregua, non sapete che cazzo fate. L'ira del presidente americano per le violazioni di cessate il fuoco. Tel Aviv esulta, sì degli Ayatollah, ma non rinunciamo al nucleare. Cioè è successo che in questa guerra hanno cantato tutto vittoria, hanno cantato vittoria a Trump, ha cantato vittoria a Netanyahu, ha cantato vittoria pure Ayatollah Khamenei, tutto vittoria, tutto hanno vinto, come questa selezione. Bibi canta vittoria,
ora Israele è con lui, Bibi este Netanyahu. Rimbalza la popolarità del premier Netanyahu. Herzog, spero che questo ci aiuti con gli ostaggi. Ma il Mossad avvertì i generali iraniani: se volete salvarvi non appoggiate il regime. La rivelazione in un audio pubblicato dalla Washington Post. Bene, che in questo terminamos, usite novella de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Intanto abbocchiniamoci, forza squadra giocatori vestichesos che in Barcellona a chi te vos onore, a chi te onore a questa bandiera del soldato al moro che vorrate piccato e fatto. Poi isco chi su tenore, uno tenore che sta in Giappone, però non mi hanno comunicato nulla, a suo solito carnale, chi se non comunica nulla, uno non ritenete che visti TV vi servate in questa cosa e pazienza, insomma, lui sco manco quale tenore che è in Giappone, isco che uno tenore che è in Giappone, è un tenore vistichese, ma non isco quale. Se qualcuno di voi l'ischiti mi lo comunica che io ho pubblicato viene questa pagina del sostenore, ma non va nulla, non mi hanno comunicato nulla, non mi è arrivato fotografia, il filmato o altre cose. Io si sfera del cristallo non la aiuto e quindi isco che battono un tenore in Giappone, ma non isco cale. Bene, che in questo salutiamo e terminiamo il tenore di oggi.